cordiale saluto a tutti gli amici del motorsport, buonasera e benvenuti all'8ª puntata di Toscana TV Motori, ricca come sempre di servizi ed ospiti. Inizieremo, è doveroso, col parlare del Rally dell'Elba, imminente, Rally VRC molto atteso. Lo faremo con una coppia di ospiti e questa puntata, ve lo anticipo, sarà una puntata dedicata a tante coppie di piloti, quindi di equipaggi. Inizieremo, dicevo, a parlare dell'Elba con Federico Santini ed Andrea Gabelloni, quest'ultimo già navigatore di Luca Artino. I due debuttano nel VRC appunto dell'Elba con la Grande Punto, auto se vogliamo da un certo punto di vista datate, scusate il gioco di parole, ma se vogliamo rivitalizzata da Trico Racing, specialisti in questo tipo di interventi. Ancora una coppia, saranno 4 alla fine, la famiglia Nesti da noi, la passione li unisce, il padre e il figlio insieme. Allora, il padre è Gianluca, classe 1967, il figlio Lorenzo, classe 1995. Equipaggio dell'Auto Motorsport. Al debutto Lorenzo, va sottolineato, ha vinto nella classe A0 con la Fiat 600. Ancora coppie, quindi un equipaggio femminile. Susanna Mazzetti e Rita Ferrari in gara sempre con la loro Clio Super 1600, che è un'auto estremamente performante che non tutti sono in grado, come dire, di domare. Ebbene, le nostre due protagoniste sì. Ed eccoci all'ultima coppia, si tratta di Sandro Incerpi e Paolo Monti, quest'ultimo marito del sindaco, ci spieghiamo meglio, della sindaca di Larciano, recenti ottavi assoluti all'ultimo rally della Val di Nievole, e qui c'è un record di partecipazioni per entrambi, direi, 23 volte per Incerpi, 22 per Monti. E dopo le nostre coppie di ospiti approdiamo alla rubrica Parliamone con Gianfranco Di Gennaro e Gabriele Michi, discussioni di redazione in libertà, se vogliamo dir così. Si parlerà dell'Elba e come non farlo in questo periodo, è un periodo che è dedicato totalmente all'imminente Rally dell'Elba. Trofeo Sicurmax, nuovo Trofeo Sicurmax per meglio dire, Centro Rally Series. Si parlerà dell'imminente Rally degli Abeti e della giornata classifica del premio ACI Lucca e ancora le performance di Riccardo Pera, il 17enne terribile che al debutto nella Carrera K Imola ha fatto segnare la pole position, ha vinto gara 1 ed è giunto terzo in gara 2, sbalordendo tutti. Pensate che non ha la patente. E approderemo così velocemente al blocco ACI, ricchissimo in questa settimana. I servizi firmati ACI Sport riguarderanno la Targa Florio, come sapete quest'anno è stato un evento drammatico, la Targa Florio resta comunque la più importante gara nel suo genere del mondo. I servizi sono articolati, un servizio sulla Targa Florio Rally e un servizio sulla Targa Florio per quanto riguarda le auto storiche, e poi all'interno dei servizi di ACI Sport si parlerà anche della rievocazione del Gran Premio del Mugello abbinato alla gara del campionato italiano oltre che regionale di regolarità. Noi ne abbiamo già parlato con un nostro servizio dedicato recentemente, ebbene ora, come dire, si tornerà sull'argomento con il punto di vista dei servizi nazionali di ACI Sport. Ma partiamo subito con i nostri Federico Santini ed Andrea Gabelloni. Si allargano le telecamere ed ecco a voi una nuova coppia di ospiti. Alla mia destra Federico Santini, alla mia sinistra Andrea Gabelloni. Buonasera a tutti. Dunque, che dire, i nostri ospiti debutteranno in quest'annata al prossimo Rally dell'Elba, che si sa è la gara di apertura del campionato italiano VRC. Perché questa scelta di fare questo debutto nel VRC? Ma sai, già nel 2009 io mi ero cimentato a fare il campionato italiano con un N3, un due ruote motrici, e insomma non si era andata male, solo che abbiamo pagato la inesperienza e la giovane età. Poi comunque via, male non è andato perché siamo arrivati comunque secondi del gruppo N. Invece ora insomma un po' d'acqua sotto il ponte è passata, qualche gara l'abbiamo fatta, qualche bel risultato è venuto e quest'anno abbiamo deciso di andare a correre un po' fuori, anche perché insomma sempre la stessa minestra non è che dopo un po' viene a noia, no? Quanto ha inciso la tua amicizia con Luca Artino per fare questo ritorno
Ma diciamo che la Art Motorsport è una scuderia che si impegna molto, grazie Una bella a Luca. congrega di pazzi. È una bella congrega, infatti insomma, soprattutto poi fra noi tre corre una bella amicizia e ci si aiuta molto uno con quell'altro anche durante le gare. E sì, giustamente se non fosse stato per l'Art Motorsport questa cosa qui non sarebbe sicuramente stata possibile. E già che è iniziata questa collaborazione abbiamo approfittato anche per poter andare nel Cirvo RC. Bene, e passiamo invece ad Andrea Gabelloni di Fivizzano, e mentre vedrete le immagini di questa grande punto nera con scritto I love Fivizzano, why? Perché questa grande immagine del tuo paese? Perché Federico da un paio di mesi si è trasferito vicino a me, diciamo, e si è subito ambientato nella mia zona. Tutti gli vogliono bene dell'anima, soprattutto il sindaco lo porta sul palmo della mano. E cosa c'è di bello a Fivizzano, dai? Tu che vieni da fuori. A me di Fivizzano mi piace l'atmosfera, perché comunque quando decidi di organizzare qualcosa c'è sempre subito qualcuno disponibile ad aiutarti. Faccio un esempio, abbiamo voluto creare un mezzo evento con la macchina nuova, l'abbiamo portata in piazza, il giorno dopo abbiamo pubblicizzato che eravamo su a fare il test e sinceramente nel giro di poco abbiamo avuto una bella affluenza e siamo rimasti veramente contenti. E questa è una cosa che mi piace molto di Fivizzano, perché molto spesso invece nelle altre zone la macchina rally fa rumore, lo metto che si arrabbia perché non può andare nei campi a fare l'orto perché magari quel giorno lì c'è la strada chiusa. Invece no, abbiamo sempre riscontrato una benevolenza nell'aiutarci. Dunque, tutti ti aspettavano sul palco di partenza del Val di Nievole e invece si è materializzato Davide De Mari, perché tu eri sdraiato, proprio non ce la facevi. Che cavolo hai combinato nei giorni prima del rally? È ancora una nota dolente questo Val di Nievole, possiamo dire. Sì, mi è dispiaciuto tantissimo. Perché già c'hai un fisico da King Kong, eccetera, sì. Quindi praticamente... Faccio paura poi. Infatti, esagerato. Mi è dispiaciuto tantissimo non essere stato al via della gara, perché so che Luca ci teneva tantissimo, soprattutto perché è la sua gara di casa, poi è una delle più belle gare della Toscana secondo me. E niente, durante la notte ho avuto dei problemi, diciamo, intestinali. Anche il buon Santini ha provato a farmi delle punture. Si è travestito da infermiere e ha detto: ho fatto l'infermiere, sì. È qua che pronti via ci penso io, ti ha fatto di tutto di più, ma... All'ultimo momento abbiamo provato, ma non c'è stato verso, niente da fare. Speriamo il prossimo anno. Bisognava fare una modifica al sedile, uno scarico diretto sì. E magari forse in quel caso lì, ma dopo non andava bene perché c'era sicuramente la commissione anti-inquinamento. Certo, sì, certo. Andava bene. Andava bene. Ci voleva le cassettine come il camper. Infatti, poi figuriamoci, veniva l'ecologista, un problema in più per gli organizzatori. E invece il buon Davide De Mari, così ho notato sentendo il Cameral Car. Tra l'altro approfitto per ringraziarlo per la piena disponibilità che ha dato subito. E tra l'altro veramente complimenti, perché assicuro che non è facile è vero, montare al volo su una macchina del genere, poi con un pilota come Luca eccetera, così, è vero. Insomma, il suo piede ce l'ha e con le note di un altro. Una domanda mi sorge spontanea, why grande punto? Allora, why grande punto? Allora, prima di tutto perché secondo me è una macchina che tuttora oggi, se è ben gestita e ben curata e con tutti comunque gli antichi aggiornamenti che ci dovevano essere, è sempre una macchina molto competitiva. Infatti io sono rimasto impressionato soprattutto nei punti veloci anche del test, della percorrenza in curva che ha quella macchina. Ho molto fiducia con il team che prepara la macchina, perché è un team veramente professionale e quello che ho notato, loro ti vogliono portare a vincere più che a fare il classico noleggiatore che gli interessa riportare la macchina ma il problema non è quello, a casa. Ma troverai le gomme, perché ormai mi sembra che il problema delle gomme per quella macchina lì sono state accantonate. Ma quello è il problema, cioè abbiamo la signora Michelin che addirittura fa anche un trofeo speciale al Circo RC allora per le punto Abarth per spingerle a correre, dunque problemi ce ne abbiamo.
Quale sarà secondo te il punto dolente del Rally dell'Elba? Ma sicuramente la strada, l'asfalto viscido, quel salmastro, però ho potuto notare in questi mesi in cui ho corso ultimamente con lui che soprattutto sul bagnato se la sente sempre parecchio, per cui credo che sicuramente sarà una gara tostissima. Perché Avversari- ho visto che l'edizione di quest'anno, pronti via, una bella prova, bella lunga. sì. 26 Ti chilometri. metti scaldano subito, no? Infatti è la cosa giusta. Meglio rompere subito il ghiaccio. Giusto e poi dopo c'è la super prova speciale, quella nella zona industriale. Quello è il male minore. E poi, no, beh, quello serve per il pubblico, ma perché sì, fa sempre sì. piacere. No, quello è l'unico problema che sarà di quella prova speciale lì è se ci parte avanti Anselmi, che farà 46 giri della prova speciale, perché visto è tutta un freno a mano e Anselmi li garba un pochino. Ragazzi, c'è sempre qualcuno che ha delle particolarità, delle Noi ci metteremo peculiarità. lì con calma e si aspetta. Senti, ma il colore della punta sarà come quella Certo, nera nero. con scritto I love Fivizzano grande? No, ci saranno logicamente le scritte Love Fivizzano perché non ecco. bisogna mai scordare da dove si viene, soprattutto per Andrea io sono acquistato e poi ci saranno gli sponsor dovuti che ci aiutano a fare il budget per la stagione. Quindi, signori, noi ve li abbiamo presentati, è più o meno una coppia non inedita, perché ovviamente così, però un ritorno alle corse, questa è la cosa basilare, dove? All'Elba, per cui il primo weekend di maggio tutti a tifare e soprattutto poi vediamo se in virtù di come osiamo fare noi di Toscana TV Motori, i protagonisti della gara sono sempre invitati la settimana dopo. Certo. Quindi vediamo se li ritroverete ancora qua davanti alle vostre telecamere e ancora a dirci quali sono state le loro impressioni e soprattutto cosa hanno da dire e da consigliare a chi come loro ama il rally. Quanto? Al 200%. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Bene. E siamo arrivati ora alla famiglia Nesti. Abbiamo già detto che la passione li unisce, padre e figlio. Luca, classe 1967, il figlio Lorenzo, classe 1995. Sentiamo la loro storia, le loro prerogative e le loro voglie. Amanti dei motori toscani, buonasera. Ecco, abbiamo con noi una coppia, come dire, potremmo inaugurare la serie di padre in figlio. Alla mia destra Gianluca Nesti, alla mia sinistra Lorenzo Nesti, ovvero quando la passione si tramuta verso il figlio in un debutto agonistico. Bene, cosa ti ha portato a debuttare e a far sì che la tua prossima carriera avesse questo grande esito positivo al recentissimo Val di Nievole? Allora, fin da piccolo seguivo sempre il rally, ho sempre seguito, mi sono sempre piaciuti e piano piano poi questa passione a forza di andarli a vedere, seguirli e tutto il resto, ho detto al mio babbo perché non si prova a farlo anche noi? E lì, visto non è stata subito colta al volo, però piano piano... Fargliela metabolizzare, soprattutto a livello finanziario, la prima cosa, fa come scusi? Non è come dire, No, certo. Babbo devo comprare un paio di scarpe nuove. E così, in quanto tempo ti ha dato la risposta? In diversi anni. Sì, diciamo che da quando ha preso la patente a 18 anni lui ha cominciato a chiedere Ho iniziato... babbo se si poteva correre e A piano tartassare piano di più. insomma parlando con il nostro amico Luca Artino a RT Motorsport siamo riusciti a fare questo debutto al Rally del Val di Nievole. Bene, quindi siete praticamente, tu hai preso il via con questa Fiat 600 della BRT Racing Sì. in classe A0. Sì. E qual è stato il primo impatto con la corsa? Il primo impatto con la corsa è stato che da prima dovevo conoscere un po' la macchina, perché io in un cambio sequenziale, innesti frontali, un autobloccante, non avevo idea di cosa potesse essere. E quindi da prima è stato un attimino, non dico difficile, però complicato montarsi una macchina così dal nulla. Però piano piano dovevo prenderci più confidenza, perché se no scendevo e andavo a casa. E le prove con chi le hai fatte?
Le prove le ho fatte tutte col mio navigatore. Che è questo Leonardo Matteoni, Matteoni, sì. che è già stato ospite da noi in una delle scorse puntate. Com'è correre con uno che ti dice qualcosa nelle orecchie, eccetera? Allora. E è un po' diverso rispetto alla concentrazione che uno può avere. Certo, è importantissimo avere uno, secondo me, che ha già dell'esperienza, perché quando tu arrivi, soprattutto in trasferimento, al momento di scaldare le gomme e tutto il resto, ci vuole uno che abbia già dell'esperienza riguardante questa cosa, perché è molto importante avere le gomme calde prima di partire su una prova speciale. Questo l'ho capito stando insieme a lui, perché da primo tu vai a provare, però non è che tu hai bisogno di scaldare le gomme, se tu vai, prendi le note, dai un'occhiata alla strada e finisce lì. Però il giorno della gara, la mattina, già dallo shakedown, che si iniziava a entrare nel clima gara, che si doveva capire un attimo come mi trovavo io con la macchina, come mi trovavo io con lui e tutto il resto, lì ho capito l'importanza del suo posto in macchina. Che non è solo di peso, è una cosa invece che... Molto importante, è l'80% dell'equipaggio. E come mai tu hai deciso di non correre? Io ho deciso di non correre per vari motivi, perché naturalmente io non c'avevo nessuno che mi ha aiutato e neanche i miei genitori poi erano, diciamo, contenti che io potessi salire su una macchina da corsa. Invece oggi con Lorenzo, naturalmente io con la passione che ho sempre avuto, lui chiedendemelo, insomma, piano piano siamo riusciti a fare questa... Ma tu Gianluca, padre di Lorenza, ma come li hai scoperti i rally? Perché tu 67, quindi ne hai visti di rally? Io li ho scoperti che andavo ai tempi, quando avevo 7-8 anni, col mio babbo, quando esistevano a quei tempi lì i rally che li facevano di notte. E andavo spesso con lui a vedere i rally. Ma in cuor tuo ti piace di più quella specie di spettacolo notturno o come si fanno ora? No, come si fanno adesso, come vengono fatti adesso. Sono molto più belli i rally. Sono molto più visibili, danno molto più pathos. Poi anche, secondo me anche molto più sicurezza rispetto a farli notturni. Beh, anche perché per un debuttante veramente andare di notte era veramente un qualcosina di più difficile. Sì, allora, da primo pensavo il contrario, perché io, diciamo, giri così, sono sempre andato dal crepuscolo in su, non è che di giorno lavorando non ho mai avuto l'opportunità. Poi invece quando la mattina mi sono trovato lo shakedown e a montare sulla macchina di giorno col sole, tutto un altro guidare veramente. Riesci a vedere la curva prossima, invece di notte vedi la curva che tu stai facendo. Senti un po', ma in quanto ti ha aiutato il buon, a parte il discorso finanziario o il resto, poter conoscere Luca Artino, che sappiamo che invece gli piace essere una persona dispensatrice di consigli? Luca è stato fondamentale per questo rally, prima di tutto perché mi ha insegnato a prendere le note e io non avevo idea di come potesse essere. Sì, va bene, indicativamente sapevo le destre e le sinistre, ma tutte le congiunzioni, tutto il resto, tutto il contorno per migliorare, per precisare, mi ha insegnato tutto lui veramente. Senza lui non so se magari potevo tirare fuori questo secondo di classe. Senti un po', secondo te lui da 0 a 100 quanta passione ha? Lorenzo? Sì, lui, ma anche tu. Da 0 a 100, 100. E basta? Ma anche di più. Sei indietro. Qua Comunque la gente come minimo spara a 120, 130. Ah, vabbè, lui a 180. Vabbè, comoda dopo che te l'ho detto. Vabbè, insomma, dai. Due appassionati di padre in figlio, addirittura il nonno, perché lui è stato portato sulle prove speciali da suo padre, quindi è una genesi che si ripete. Certo. Terminata la prima gara, adesso qual è la tua motivazione e la voglia? La voglia triplicata. Motivazione anche, però speriamo di continuare a farne altri. Si inizia a fare due conti e uno dice cosa facciamo? Cosa si fa? Come si fa? Andare avanti? Ma secondo te quante gare riuscirei a fare da qui alla fine dell'anno? Io spero un'altra. Spero. Comunque questo Lorenzo Nesti, classe 95, è balzato su questa Fiat 600 della BRT Racing
e ha vinto la classe A0. No, secondo. Secondo? Chi mi ha detto che ha vinto? Ritorno, rifo. Primo dei perdenti. Il primo sì, infatti. Come diceva Enzo Ferrari, il secondo è il primo dei perdenti. Bravo. Però comunque secondo, dai, secondo al debutto è pur sempre... A quanto dal primo? Al primo? Dal primo di A0. Babbo, aiutami. Mi sembra che era 1 minuto e 32, roba del No, genere. allora no, finito, non c'hai futuro. Mi sembra, Oltre il minuto non c'hai futuro. Cioè, Vabbè, però non esiste. era sembra. certo Liani davanti. Ah, sì? Non è che avevo il primo arrivato. Vabbè, insomma, si sa mai, dai, insomma. Vabbè, a noi piace ridere e scherzare, un padre e figlio dove si vede la passione, si vede il fatto di poter ambire a fare le cose che poi dopo si concretizzano. Questo credo che sia il miglior messaggio che hanno potuto lanciare a chi, come loro, ovvero voi telespettatori, vedete queste trasmissioni e andate a seguire Rally perché un domani volete essere voi dietro quel volante o a stringere quel quaderno delle note. Grazie Gianluca, grazie Lorenzo, alla prossima e grazie a voi. Ed eccoci a un equipaggio davvero speciale, un equipaggio femminile composto da Susanna Mazzetti e da Rita Ferrari che gareggiano sempre con la loro Clio Super 1600, come abbiamo già avuto modo di dire, un'auto molto performante che bisogna saper guidare. Eccoci a noi sportivi, amanti del motorismo, con una coppia doc. Si allargano le telecamere ed ecco che compare alla mia sinistra Susanna Mazzetti, alla mia destra Rita Ferrari, ovvero coloro le quali cercheranno di fare proprio il titolo femminile regionale? Ci potremmo provare, ma se arrivo al limite delle 4 gare, questo è un campionato che abbiamo creato in Sicur Maxi, quindi vediamo un po'. Bene, bene, anche perché come al solito il problema è il sun budget, Bravo. il famoso, che è il solito discorso. Bene, parlando nella pre-intervista con loro mi sono un po' divertito, anche perché sono ossessionato da un profumo intenso che ha Rita, che non ho mai sentito e che come tale mi sta un po' scombussolando, però è carino perché fondamentalmente fa piacere. Dunque, tu praticamente sei una iperveterana, giusto? Sì, si può dire così. Pratese iperveterana. Ecco, da cosa nasce questo tuo amore verso il rally? In realtà è nato un po' tardi, è nato intorno a 30 anni, infatti la prima gara l'ho fatta proprio il giorno del mio compleanno, quando facevo 30 anni, feci il rally di Prato. Non sapevo nemmeno cos'erano i rally fino a 29 anni, poi c'è stato il fidanzato di allora che era un rallista sfegatato fin da quando era ragazzo e quindi mi sono appassionata di rimbalzo, diciamo così. I motori mi sono sempre piaciuti, quindi la prima gara l'ho fatta quasi per caso, con l'intenzione di farne una. E che gara era? Era il rally di Prato. Il rally di Prato, che già lui, anche Sì, adesso, non c'è più. tabula rasa. E doveva essere una gara e via, e invece poi da lì è nata la passione. È quindi scoppiato non ho appunto, smesso più. come dicono i francesi, coup de foudre, un colpo di fulmine esagerato. E invece la nostra Rita? Io ho cominciato parecchio più tardi rispetto a Susanna, perché ho iniziato nel 2009, un po' per scherzo, anche la mia doveva essere una gara sola e invece siamo sempre qui. Come vedete sembra che l'automobilismo è femmina, anche se in effetti lo si scrive con un articolo maschile, però devo dire che hanno sempre bella grinta, soprattutto logistica appropriata, sanno sempre quello che vogliono e questo è proprio insito proprio della figura femminile. La cosa che mi ha più colpito però è che non corrono con una vetturetta, come dire, che uno si può aspettare una classica 106 o una vetturetta con poca cilindrata, giusto per prendere la mano e poi fare tutta la scalata verso i piani alti. No, con una bella Clio Super 1600, che anche certi maschietti mi dicono non è una vetturetta molto semplice, no, né come cavalleria né tantomeno come assetto. Quindi perché questa scelta? Diciamo che è un po' per, fra virgolette, diciamo convenienza, perché è praticamente la macchina di Alessio Santini, che è il pilota con cui corro di solito. E anche lì la prima gara è nata per caso, fra l'altro mi navigava lui,
e dovevo farla con una Clio A, mi disse ma vuoi provare la Super 1600 una settimana prima della gara? Gli dissi no, ma dai è grossa, non la sento, dico, ma no, ma provala e via. E anche quella quando ci monti poi difficilmente sì, perché, scendi. ecco, cos'è la caratteristica che ti piace di più e quella meno di quella vettura? Allora, parto dal meno. Il meno è che è una vettura che costa tanto, e specialmente quando fai danni, e mi è successo, costa tanto ripararla. Il più è che è una gran macchina, c'è un grande assetto, dà molta più sicurezza rispetto a tante altre macchine. Ovviamente bisogna saperlo usare, io la uso al momento al 30% forse, quindi Beh, insomma, però ci vuole anche un po' di braccia per usarla. infatti era la domanda che ti volevo fare, perché io l'unico grande difetto che ho sentito di chi guida quella vettura è che è abbastanza pesante, per cui poco indicata per due avambraccia femminili. È un po' faticosa in effetti come macchina, però... Per cui non so nemmeno se è dotata di idroguida, qui mi scuso, sì. ma perché sennò io mi ricordo come si era Cosworth, quando rompevi l'idroguida o andavi in palestra oppure dopo un No, po'. ma penso una donna senza idroguida, qualsiasi macchina a livello realistico. Insomma, questa è la cosa basilare. Rita, dai, nel tuo peregrinare per le strade dei rally, qual è uno dei tuoi sogni? Penso che, considerando che ho iniziato per fare una gara sola e essere sempre qui, il mio sogno si sia già avverato. Poi con Susanna che mi porta a correre su una gran macchina, credo che sia l'ambizione di tanti e io ci sono arrivata. Ma chi è più aggressiva di voi due in auto? Ma sono tutte e due. Già per il fatto che siamo donne, in questo ambiente qui un certo grado di aggressività ci vuole. Però no, penso tutte e due. Ma lo soffri questa situazione magari di essere così una mosca bianca in mezzo a tante mosche nere? Ma a volte, ma ormai ci ho fatto un po' il callo, via, diciamo così. In realtà devo dire la verità, riscuoto molto più ammirazione. Ho riscontrato, almeno ultimamente, per vedere una donna su una macchina così, poi indipendentemente dalla velocità a cui si procede sulla prova speciale, però... In effetti era questa che avevo in animo di chiederti, cioè gli equipaggi misti negli ultimi anni è abbastanza normale trovarli. Sì. Vuoi per vari motivi, cioè mi viene in mente l'avvocato Pierotti con la Milli, oppure Darcio con la Filippini, eccetera, per cui è abbastanza normale. Invece trovare un equipaggio femminile, per cui due ragazze che hanno la volontà di correre, hanno l'amore e la passione verso questo sport e soprattutto che sono entrate in questo ambiente così, tu perché ti ci hanno portato e lei per scherzo, no? Sembra quasi, e invece adesso siete le più appassionate quasi di non quando avete iniziato, è una cosa carinissima. Cosa cela questo mondo rally che così tanto si fa amare? Ma io l'ho detto anche prima. È l'adrenalina della velocità, sì. È la logistica, è il fatto che magari non è un continuo girare come si fa in pista, in una curva, per cui, come dico spesso io, se metti anche una scimmia dopo 100 volte che fa la stessa curva, bene o male, imparerà la traiettoria, perché se no, no? Adesso i pistaioli si incavoleranno tutti, però la realtà è un po' diverso, anche perché la diatriba è famosa, no? Fra pistaioli e rallisti. Loro ci chiamano manovalanza e marciapiedi e noi invece gira in tondo, perché ovviamente, sai, alla fin fine, solo che la pista ha sempre avuto questo allure di, diciamo così, di sentirsi chic, mentre noi eravamo quelli dalle mani sporche, quelli che si rompe la macchina, si aggiusta anche con un pezzo di filo di ferro. Cioè, insomma, a volte ci vuole. Ci vuole ingegno, ci vuole savoir-faire, ci vuole anche tutto il resto per fare il rallista. Sì. Che è per quello che forse l'amore verso questo tipo di gare è più sentito. È un mettersi alla prova comunque, sempre. Ogni gara è differente, situazioni sempre diverse, di conseguenza è lo stimolo che c'è che ti fa andare avanti, la voglia di confrontarsi anche con situazioni sempre diverse, mai uguali. E quello che ci lega tanto anche con lei è questo, la voglia di stare insieme e condividere, oltre all'adrenalina, la velocità e situazioni sempre diverse. E fino adesso
Siete arrivati al punto che avete fatto una prova veramente, veramente bene, dove avete dato il massimo? Ancora no, non ci sono ancora arrivata. Guarda che è molto bello quello che hai appena detto, perché vuol dire che hai ammesso ancora che non hai raggiunto il top delle tue performance. Poi ultimamente devo dire la verità, ci ho avuto un po' di calo, e quindi spero già di poter ritornare ai livelli che avevo raggiunto un paio d'anni fa, che comunque però non erano ancora il massimo che volevo raggiungere, via, diciamo così. Tu reputi che sia meglio o più facile fare risultati con una vettura a 4 ruote motrici o a 2 ruote motrici? Dipende, il 4 ruote motrici comunque in situazioni meteo particolari sicuramente aiuta. 2 ruote motrici sono tante belle soddisfazioni quando arriva un risultato importante, specialmente in gare dove ci sono anche 4 ruote motrici. Vi faccio una domanda che volevo fare da tempo a tanta gente, ma non esiste più un certo tipo di cavalleria mentre siete in gara? No, è bene che non ci sia. No, ma nel senso, io sono della vecchia guardia, quando magari c'erano ancora i piani gomme, i piani assistenza, adesso invece uno fa solo chilometri e va nel normale parco d'assistenza e si fa tutto lì. Dipende. Invece prima era, non so, un aiuto nel mettere il piano gomme, nel piano assistenza, questa è una cosa abbastanza normale. Sì, diciamo se... Adesso invece ci si è imbarbariti così tanto. No, se magari... Ora, sinceramente mi sono capitate poche occasioni in cui ho avuto bisogno di un aiuto esterno, anche per un cambio gomme, può capitare, c'è successo, sicché. C'è qualcuno magari che si ferma a darti una mano, ma non per il fatto che siamo donne, penso sia una cosa un po' in generale di tutti. Per cui, morale, vi vedono, siete un equipaggio, così, assessuato. Sì, io penso Anche che perché in effetti sì, se uno vi vede così belle tranquille, bardate, con la vostra bella tuta, le tue cose, il tuo casco, sì. ma tranquilla in gara è difficile di vedere. I lineamenti sinceramente si vedono, non è proprio che... Però fondamentalmente questo è. Senti, un'ultima proprio domanda. Qual è la gara toscana che ti piace di più? Casentino, in assoluto. Why? Perché? Perché sono strade che mi piacciono, sono veloci ma guidate, poi sarà anche che è una gara che si svolge in una stagione in cui è difficile trovare delle condizioni meteo avverse, perché si svolge sempre di luglio. E poi l'ho già fatta tante volte, è selettiva, specialmente l'ultima prova speciale che è di 34 km di buio. La mitica Talla. La mitica Talla, però l'ho sempre fatta a destra, io a sinistra non ci vedo di buio, quindi è bene che le eviti queste prove. Mi è sempre piaciuta tanto. Bene, 1-0 per il Casentino, tu? La Beti. Sicuramente perché è sì. è la gara di casa, da quando sono piccolina che lo vedo, è la gara più verde d'Italia. È vero, Bell'ambiente e la Beti. Bene, cari signori, mentre vi ringrazio della vostra attenzione, avete potuto verificare la simpatia e l'estrema cortesia di questo equipaggio che, oltre a dire che sono valevoli rappresentanti del gentilsesso, ma soprattutto in gara sono un equipaggio, sono dei concorrenti qualsiasi. Bello perché hanno dimostrato di poter dire anche la verità, cioè che non hanno ancora raggiunto il top delle loro performance, quindi fondamentalmente proprio delle donne 100%, con quel tocco di femminilità che non guasta e con quel tocco di manchevolezza fino a un certo punto che altresì non guasta. Proprio delle bilance quasi... Il profumo di Risa. E il profumo che ha portato questa allure di novità in studio. Grazie Susanna, grazie Rita e grazie a voi per la vostra attenzione. E dopo l'equipaggio femminile torniamo all'equipaggio maschile, in questo caso composto da Sandro Incerpi e Paolo Monti, quest'ultimo marito della sindaca, se si dice così, di Larciano. Recentemente ottavi assoluti all'ultimo rally della Val di Nievole. Record di partecipazioni, lo abbiamo detto, va risottolineato, 23 volte per Incerpi, 22 per Monti. Amici sportivi, eccoci nella settimana dopo il Val di Nievole, con l'equipaggio ottavo assoluto, nonché primo di classe con un Peugeot
106 kit, ovvero alla mia sinistra Sandro Incerpi, alla mia destra Paolo Monti. Salve. Ciao Buonasera. Sandro, Buonasera, ciao Paolo. buonasera. In effetti io non avevo visto in altre situazioni il buon Paolo e non l'ho assolutamente riconosciuto, lo dico. Per cui adesso tutta la famiglia Monti è venuta qua. Prima tua moglie in qualità di sindaco, oggi tu in qualità di concorrente. Bambini? Sì, ci sono, ma sono piccoli. Ma sono piccoli, quindi non, per il momento Per il momento no. non sono, benissimo, non sono dentro in questa macchina Meglio. che attira un po' tutti, questa Jolly Racing Team, no? Sì, no, più che sì, sicuramente anche la Jolly Racing Team, però anche la macchina, perché cioè, io sono cresciuti che correvo, sicché Ecco, una cosa importante per non parlare subito di rally è, io mi sono reso conto che all'Arciano e a Lamporecchio fondamentalmente si respira un cameratismo verso i rally particolare. Ora lui è di Pescia. Io sono di Pescia. Lo stesso, però bene o male, se non sbaglio ha fatto 23 edizioni 23, sì. del Val di Nievole, Del Val di quindi avrà un motivo per spostarsi da Pescia Sì. anche se prima era un po' era Montecatini, Era Montecatini, certo, eccetera, certo. adesso invece un po' più di qua, eccetera. La realtà però è che ho notato che effettivamente questo fa un po' da collante il Jolly Racing Team. Sì, A siamo... parte che è la scuderia più È un bel gruppo. È un bel gruppo. più numeroso della Toscana, eccetera. Sicuramente, sì. Filano tutti d'amore d'accordo, non ci sono troppe rivalità interne. Siamo tutti abbastanza amici, Diciamo diciamo. che Gianni Lazzari da presidente riesce Sì, a è mantenere bravo, no, per quello- tutte le truppe sotto controllo. È un buon presidente, via. L'ho visto sempre affaccendato in mille... In quei giorni era una roba... È normale, è normale. Avrebbe preferito che le giornate fossero di 27-28 ore. Sì, ha avuto delle belle giornate, comunque il risultato è stato positivo e Questa è la cosa che fa piacere, perché non c'è stato uno che ha detto che fastidio c'è il rally, non posso fare questo, non posso fare l'altro. No, è stato bellino, organizzato direi molto bene. Questo alla fin fine è quello che... Hanno fatto un po' di scena dove diciamo, ha coinvolto un po' anche tutto il pubblico intorno al paese, insomma. Per quello che mi riguarda diciamo, è stato molto ben organizzato e Vi farò molto ben riuscito. una domanda nuova che non ho mai fatto a nessuno, ma quando prendete il via a una gara, non vi è mai capitato di pensare all'organizzatore? Ma sinceramente no. Mai? No. allora, io un pochino di più ora perché sono un po' dentro, grazie a Gianni, alla Jolly Racing Team. Negli ultimi anni un po' ci penso perché vedo che ce n'è tante cose C'è da tanto da fare. C'è tanto da fare e onestamente certe volte critichiamo, io per primo, e invece bisognerebbe aiutare invece che criticare. Questo sì, anch'io mi sono reso conto, avendo fatto la duplice veste di concorrente prima e organizzatore poi, che quando fai il concorrente ci sono molti meno problemi, ma assai meno. È una cosa particolare ma veritiera. Devi anche pensare le cose che prevedi o che non prevedi possano accadere ed è una cosa in più. Invece fare il concorrente una volta che con la partenza si viene da fuori delle camere per gli alberghi, all'assistenza, alle gomme, tutto quanto, eccetera, così, poi dopo quando sei in macchina tiri le cinture, sì, devi andare e sei solo tu. È chiaro. E però tutto il resto, comunque tutto il resto sia, è fuori, come diceva cantando qualcuno. Certo, comunque sia anche per noi che diciamo, facciamo molto a casa nostra e ci porta via un sacco di tempo. Niente. Buon Sandro, tu hai debuttato nell'89 con un 112 Abarth. E da cos'è nata questa tua passione per il rally? Ho un carissimo amico a Pescia, che Massimo Mariani, fra l'altro, un ex pilota, bravissimo, veloce, è un pochino più grande di me, di poco. È lui che mi ha portato dietro a questo sport. Mai mi sarei aspettato poi di continuare. Ma avevi già la patente oppure prima dell'età della patente?
No, non c'avevo la patente, però diciamo che andavo sempre dietro a lui e mi ha insegnato un po' qualche trucchetto. Ragazzi, è così. E tu invece, Paolo? Anch'io ho visto l'Arciano, l'Ampurecchio è sempre stato, diciamo, uno sport che c'è sempre stato tanti piloti e navigatori. E prima si andava a vedere provare sulla prova di Larciano, poi ci si Monte Vettolini, e poi piano piano in casa dissi via, voglio provare, faccio una gara e poi smetto. E ora sono... invece la passione. No, e anche lui è datato un bel 22 partecipazioni al rally della Val di Nievole, 23 a 22, quindi non male. Quando parti per una gara, sì, adesso come adesso, qual è la tua ambizione? Divertirsi oppure c'hai anche qualche sassolino nella scarpa da toglierti? No, ormai sassolini della scarpa non ce l'abbiamo più, anche perché insomma quel che abbiamo fatto. L'ambizione principalmente è quella di divertirsi, qualsiasi risultato venga fuori, e vi assicuro che da quando corriamo insieme io e Paolo ci siamo sempre divertiti. Una delle prime cose che cerchiamo è sempre il divertimento, siamo contornati anche da amici che ci aiutano, ci vengono dietro, anzi ho l'occasione per ringraziarli perché sinceramente se non fosse per loro, tipo Sauro Pellegrini, che anche lui è un ex pilota, fa i salti mortali per venirci dietro e insomma... e diciamo che sa fare il suo lavoro. Bene, e invece allora quando avete arraffato questo 8° posto nella gara di casa, cos'è? È stato il miglior risultato in assoluto o no? No, noi abbiamo fatto un quinto a Oncasciana, poi quell'anno lì siamo... No, ma io intendevo nel Val di Nievole questo 8° assoluto. No, si è fatto un sesto. Anche un sesto. Sì. Peccato, quest'anno Luca Fagni, tac, l'ha preso lui. Vabbè, giù, se l'è meritato, comunque. È vero. È stato bravo. Era molto contento sì, con sì, questa Clio Maxi. Sì, poi è una bella macchina e insomma, se l'è meritato. Sono le cose carine. La cosa bella che mi piace di loro è che rappresentano la esautorazione vera della passione, perché fondamentalmente quando uno parla così di quello che fa, le gare, e il fatto stesso che a Paolo è uscito, la prima cosa che cerchiamo è il ristorante, è vero, però perché c'è la brutta abitudine di mangiare 2 volte al giorno, però in realtà subito dopo c'è il discorso di stare insieme, divertirsi, e poi tutti con questo spirito bisogna approcciarsi alle gare. Noi siamo così, sinceramente. Ed è quello che noi, il messaggio che noi vogliamo che vi arrivi, perché fondamentalmente è questo lo zoccolo duro degli appassionati. Quelli che fanno poche gare l'anno, ma le fanno con la testa, con tanta volontà e con tanta passione. Cioè la gente che prima era pubblico quando erano giovani e che poi sono diventati concorrenti. Il grande mondo dei rally. Questa è l'esautorazione. Grazie a voi. Sandro, grazie Paolo. Grazie a voi dell'invito. E ai prossimi ospiti, perché noi vi portiamo e facciamo scoprire sempre tanti appassionati. Grazie, buonasera. Ed eccoci ora alla rubrica Parliamone, ovvero discussioni di redazione in libertà, con Gianfranco Di Gennaro e Gabriele Michi. E rieccoci tornati in studio, amici sportivi, con una delle tante discussioni che facciamo noi della redazione. Questa sera siamo così in assenza del buon Alessandro Bugelli, perché da buon padre ha dovuto seguire i propri figli che domani avevano un'interrogazione importante a scuola, quindi mi fa: ragazzi scusatemi ma ho un impegno con i miei eredi e devo stare sul pezzo, controllare che abbiano studiato. E queste sono cose carine, mi è venuto da ridere quando me l'ha detto, perché effettivamente ci siamo passati tutti. Perché però è proprio così poi. Buonasera a tutti, buonasera. Il buon Gabriele Michi sicuramente l'avete riconosciuto, e questo è Parliamone, la nuova edizione delle nostre discussioni qui in studio. Iniziamo subito con un discorso molto semplice. Da domani
tutti all'Elba. Da domani tutti all'Elba, quindi io mi sono stampato l'elenco iscritti e insomma, bella roba, ne avevamo già parlato, direi proprio di sì. Soprattutto le prime 27 macchine, se non sbaglio. Accidenti, no, qui oltre ai protagonisti del campionato italiano VRC abbiamo altre chicche che vi avevamo anticipato. Finalmente abbiamo l'ufficialità, lo vediamo nell'elenco iscritti, Michelini Rudi c'è, quindi con la sua Ford Fiesta R5 è il numero 7, al numero 7 c'è Michele Perna. È anche un bel numero, il numero 7, quindi... Sì, poi è uscito già il comunicato ufficiale nei giorni scorsi, quindi noi vabbè ve l'avevamo anticipato, ma queste sono piccole cose, dai. Noi abbiamo sorriso ma perché sì, già sapevamo. Tiriamocela un po', sapevamo di Catalini, insomma, che parteciperà all'intero campionato, beh, sono soddisfazioni, no? No, devo essere sincero, le cose che facciamo hanno sempre notevole audience e questo vuol dire che quando ci si azzecca, ci si azzecca. Tra l'altro ti faccio un assist, visto che questa è una settimana anche un po' calcistica, no? Le nostre notizie fanno audience, ora c'è la possibilità appunto di andare a sorbirsele, a gustarsele su un nuovo canale YouTube. Sì, in effetti da 5 giorni siamo presenti sul canale YouTube Toscana Motori, non Toscana TV Motori, che quello è quello dell'emittente, ma proprio Toscana Motori, un portale riservato alla nostra trasmissione, dove troverete tutti i servizi sezionati in 5 playlist, dal camera car agli eventi e le gare, alle news e le discussioni, a ospiti e personaggi e alla fine anche il discorso, una cosa particolare inerenti le rubriche che noi facciamo in studio. 5 playlist e ad oggi 65 filmati caricati, cioè le prime 5 puntate. Questo per farvi capire qual è il peso della nostra trasmissione e permettere a voi, quando siete protagonisti o siete nostri ospiti o in ogni caso volete vedere perché amanti della trasmissione, avere un accesso immediato e diretto sia dai vostri PC sia dai vostri smartphone e così appagare la vostra momentanea voglia di passione. Beh, io parlerei innanzitutto un po' dei toscani che sono presenti, no? A Rally Isola d'Elba. Quello sì. Abbiamo visto insomma la presenza di Rudy Michelini e Michele Perna sulla Ford Fiesta R5. Beh, andiamo in ordine di elenco iscritti, abbiamo anche la Ford Fiesta VRC di Emanuele Mannoni con Flavio Azzanella, che è un gran bel navigatore. Beh, avevamo anticipato inizialmente questa idea di Mannoni di partecipare con una Ford Fiesta o in versione VRC o R5. Poi c'era stato un momento in cui sembrava che l'imprenditore isolano volesse partecipare alla gara con una Peugeot 306 Max, è durato poco, qualche giorno, poi abbiamo visto che si è iscritto con una Ford Fiesta VRC, quindi ecco si scannerà direttamente con quelli che sono gli esponenti del campionato. Quello sì, perché fondamentalmente questo campionato VRC vuole essere innanzitutto un campionato per asfaltisti, primo. Secondo, è abbastanza orribile, scusatemi questo aggettivo, tenere chiuse in certi box o in certi spazi delle vetture che erano e sono il compendio massimo della progettazione quando era libera, le famose World Rally Car. Perché adesso fondamentalmente invece le vetture che fanno il mondiale sono fra alettoni e tutte queste diatribe sono veramente quasi irriconoscibili. Però una cosa bella è di aver trovato questo campionato che compendia l'asfalto con i gentleman driver e soprattutto permettere di far vedere queste vetture che quando danno il massimo è veramente un bel guidare ed è veramente una bella cosa vederle in azione. Beh, ad occhio io, ora guardando l'elenco iscritti, direi che questo campionato italiano VRC si sia presentato con il piede migliore, con il piede giusto, anche un campionato in salute, anche credo che ci sia un trend positivo anche a differenza diciamo dello scorso anno, ma credo insomma che quest'anno gli organizzatori possono ritenersi soddisfatti. Ho visto anche l'elenco dei partner di ACI Livorno, molto nutrito, alcuni nuovi, perché il buon Luciano Fiori è manager che sa fare il suo mestiere, il suo lavoro. Questa è una bella novità. C'è la novità del trofeo che ha abbinato un'azienda toscana che
e l'Amaroi, il Bardal di Chiesino Uzzanese. Insomma, devo dire che effettivamente si respira quasi un'altra aria, così, come dire, una positività intrinseca. Ma sì, se pensiamo che fino a pochi anni fa il Rally Elba è ripartito da una versione Ronde, poi è diventato challenge di zona, ora secondo me te la butto lì, sono ancora più convinto, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, io sono convinto che il prossimo anno sarà nel campionato italiano assoluto, nel CIR. Io forse magari un anno no, però magari credo che nell'arco di un triennio la strada è quella, il solco è tracciato, ma è giusto perché fondamentalmente uno quando va all'Elba respira il rally. Sì. Cioè, qual è la località che nell'arco di 4 mesi ti propone 2 rally, uno dedicato alle vetture moderne e uno alle vetture storiche? Poi rinomati a livello internazionale. Sì, come dice il buon assente, il buon Buge, fondamentalmente è una delle gare più conosciute al mondo. Quindi va bene Sanremo, va bene Costa Smeralda, ma l'Elba era veramente una gara che innanzitutto è arrivata al suo 50° anno. Quindi tutta storia, lì c'è la storia del rallyismo mondiale. Beh, fa un po' strano vedere iscritto Federico Gasperetti con una Ford Fiesta R5. Questo sì, perché ho letto anche un tweet di qualcuno che ha detto Gasperetti con R5 darà parecchio filo da torcere a qualcuno. Tu che ne pensi? Ma credo, insomma, direi proprio di sì, proprio per la sua capacità di adattamento alle vetture. Gasperetti possiamo dire è un quasi professionista, no? Sì. Non per niente è un uomo Renault da anni ormai, e viene utilizzato appunto per testare le nuove vetture, quindi chi come lui può esprimersi al meglio su una vettura nuova mai usata prima d'ora. Certo avrà il suo bel da fare perché insomma ci sono, vedo piloti come Francesco Bettini con la Peugeot 208 R5 che è localissimo, lo stesso si può dire di Walter Gamba, anche lui con una Peugeot 208 T16, Andrea Volpi lo avevamo annunciato all'esordio su una Ford Fiesta R5, poi c'è Leopoldo Maestrini con una Peugeot 208 T16, per lui sarà la terza gara sulla vettura, no, la seconda gara sulla vettura dopo Val di Cecina e Val Merula. Sarebbe dovuto partire al Rally del Ciocco, ma poi per un infortunio è stato costretto ai box. Quello che mi fa piacere sottolineare, ed è una chicca perché sarà una sorpresa anche per lui, se andate al numero 99 dell'elenco iscritti troverete una famiglia di rallisti con Leonardo Pierulivo alla guida e suo padre Fabrizio Pierulivo come navigatore. Leonardo è un ragazzo che ha appena compiuto 19 anni, l'ho testato come cameraman l'anno scorso al rally delle auto storiche a settembre e ho visto in lui una passione esagerata e gli ho posto questa domanda: sei più un operatore da rally o sei più un pilota da rally? E allora era un po', vista anche la differenza di età notevole fra di noi, era un pochettino così, non mi ha dato una risposta precisa. Poi quando ho saputo che ha preso la licenza, ha già fatto le prime corse e per lui l'importante sono i traversi e cose del genere, devo dire che è cresciuto bene. Sì, ed è bello perché è l'ultima macchina dell'elenco iscritti con questa Fiat 600, è una cosa carina, insomma, è un sogno, è il classico sogno che si tramuta in realtà. Poi la gara di casa, essendo lui albano di Portoferraio, meglio di così, direi. Effettivamente è bingo. Dunque, avrete visto che il nostro componente di redazione Gabriele indossa un maglioncino da un colore un po' particolare, come dire un pochino consono alla fede calcistica della più grande squadra di Serie A che c'è qui in Toscana. Più grande squadra di Serie A perché poi c'è l'Empoli, quindi... Infatti ho detto che c'è in Toscana. Sì, è più un lilla questo, io sono della generazione viola scuro, no, vabbè, giustamente se il buon Di Gennaro... saresti più Milka. Giustamente ora lo diciamo anche a tutti perché a telecamere spente succede di tutto, qui me l'ha menata giustamente perché nel mondo dello spettacolo porta sfiga il viola, no? Anche se questo è un lila. Comunque un po' per esorcizzare questa stagione calcistica, un po' troppe ombre. Sì, anche perché... Ma che te lo dico a fare che sei interista? Quello è vero, ma noi purtroppo quest'anno dobbiamo solo piangere. Vabbè, stasera comunque siamo tutti uniti.
Stasera sì, Stasera perché quando ci vedrete, quando ieri noi sera. registriamo la sera prima, non ci sono segreti, per carità. Ci sono segreti. Per Chissà cui come sarà andata. non lo so, fondamentalmente, Chissà. fondamentalmente, insomma ragazzi, noi siamo italiani, io parto sempre per il fatto che bisogna tifare italiano, però devo essere sincero che da Inter triste, come mi ha detto un amico, non interista ma Inter triste, fondamentalmente così, mi ricordo qualche bell'anno fa, quando anche noi abbiamo fatto un bel tripletino fatto bene. Effettivamente sì, dai. Siamo tranquilli. Dai. Parliamo Piccola però, divagazione sul calcio, parliamo di motori e non di poi calcio. se no viene fuori la solita storia, È vero, meno è vero. calcio, più rally, basta. Dunque, ultimo appunto, ho saputo che ci sono parecchi iscritti a questo Sicur Maxi Centro Rally Series. Vuoi dire che effettivamente la gente è maggiormente predisposta a fare quelle gare, quei trofei dove c'è un riscontro finanziario per la fine dell'anno, piuttosto che fare delle gare tout court? Sicuramente sì. Non sempre paga, credo. Comunque in questo caso abbiamo visto che lo scorso anno il trofeo organizzato dai nostri amici folonichesi, perché poi lo zoccolo duro è stato quello, avallato da Sicur Maxi, ha avuto un suo proseguo nonostante le divergenze che ci sono state e le problematiche. Hanno aperto anche altre gare fuori extra Toscana. E ora vediamo come andrà questo campionato, però insomma le premesse ci sono tutte. Però l'idea di mettere un montepremi secondo me è sempre qualcosina di intelligente, secondo me, perché è giusto. Se uno lo fa per passione ma poi alla fine magari riporta a casa anche un po' vincendo un po' dei quattrini che ha speso, è un modo anche per proliferare magari un po' di più, perché sennò magari via via si perde in un momento di un po' di crisi come quello attuale, magari si perdono degli equipaggi, non tanto di vertice perché lì non credo che i premi facciano. No, rende il tutto più appetibile sicuramente, ecco, però l'aria che si respira all'interno di questo trofeo credo che sia quello proprio il valore aggiunto. Quello sì. Dunque, determinante, poi dopo ci sarà, se non sbaglio, dopo la gara delle colline metallifere e del Val di Nievole sarà Abeti. Sì, una gran gara, non ci aspettano 2 giorni di fuoco, no? Non so, se potremmo anche ripetere l'esperienza magari che abbiamo condiviso insieme al Rally della Val di Nievole. Quello chissà. sì, ne parleremo con il PG Barsanti, anzi se ci guardi, anche se tu dici che non vedi il segnale, ma non è vero, so che non è così, potremmo ripetere quel famoso esperimento che abbiamo fatto con successo al Val di Nievole con la diretta YouTube, anche perché anche agli Abeti ci sarà la super prova speciale. Sì, assolutamente, Gavinana dovrebbe essere, non ho visto ancora le carte, però dovrebbe essere Gavinana, beh, si respira sempre una bella Noi abbiamo aria, lanciato il sasso, sta a voi vedere e la proposta, sta a voi verificare se raccoglierlo o meno, perché a noi piace essere attivi e come tale dare sempre più spettacolo. Se si sommano le due cose, magari si fa un trio insieme col quattrino, vediamo un po' come mettere insieme il discorso. Noi più la gara più verde d'Italia. Sì, è vero, questa è una bella idea. Ha detto la Rita Ferrari prima, la gara più verde. Più verde d'Italia, è vero, rinomata con questo. Vorrei approfittare per le ultime cose, vi do le anticipazioni sulle classifiche che sono state stilate poco fa e verranno rese pubbliche nei prossimi giorni per quanto riguarda il premio Rally Automobile Club Lucca dopo il Rally della Val di Nievole. In testa alla classifica piloti c'è Alessio Lucchesi, tra i copiloti c'è Simone Marchi che è anche primo attore tra gli under 25, scusate, fra i copiloti under 25, tra i piloti under 25 per ora a primeggiare Mattia Vita, mentre nel femminile sono Giulia Serafini ed Elisa Filippini che sono stati recentemente ospiti qui nei nostri studi, quindi ancora di più a conferma che il nostro studio porta bene per tutti. Quello dico, non sta a noi dirlo, però generalmente... Ma diciamolo anche noi, dai. Ma diciamo. No, però non ci si incensa. Signori, il tempo Turano o è ancora l'ultima? L'ultima, permettimi, la pista. Parliamo della pista e poi concludiamo, perché c'è stata una bella, a proposito sempre di ospiti, c'è stata una bella notizia ad Imola nel weekend nazionale, nel Porsche Carrera Cup Italia, c'è stato il debutto con la pole
per Riccardo Pera, che poi alla fine ha vinto, è stato il primo attore di gara 1, mentre in gara 2 è arrivato terzo. Però ricordiamo come funziona: in gara 2 le partenze per i primi 6 sono invertite. Quindi lui avendo vinto la gara è partito in sesta posizione ed è arrivato terzo al photo finish. Quindi alla fine è stato, grazie a questa performance, è stato selezionato per lo Junior Program Porsche Italia a 17 anni. Questo sì, un 17enne terribile che abbiamo avuto già il nostro ospite e, come abbiamo detto poc'anzi, sembra che abbiamo portato bene, quindi sì. Suo padre era dietro le telecamere quel giorno e rideva. Speriamo che anche lui abbia capito che questi studi sono forieri di positività. Forieri di positività. A proposito, salutiamo il nostro amico Forieri. Che ciao Emanuele, ti vengo a trovare sabato sera. Mi dicono che stia lavorando. Ah, sì? Sta lavorando. Meno male. Già, questo è un notizione. Sì, questa è notizione. Bene. Il tempo tiranno ci dice di interrompere qui la nostra performance lessicale. Un grazie a Gabriele Michi che ha sempre un mucchio di notizie da darvi. Grazie a voi. E soprattutto a voi della passione e dell'attenzione con cui ci seguite. Grazie comunque e alla prossima. Grazie, ciao. Blocco ACI per concludere, gentili amici. Il blocco ACI di oggi riguarderà la mitica targa Florio, che quest'anno ha vissuto un anno difficile per un gravissimo incidente che vi è stato. I servizi del blocco ACI sono articolati appunto in più visioni: un servizio sulla targa Florio intesa come rally, un altro servizio per quanto riguarda la targa Florio riguardo delle auto storiche, e poi non mancherà un reportage speciale sul Gran Premio del Mugello Regolarità, evento che abbiamo seguito anche noi recentemente nella nostra ottica di cose e fatti toscani. Ora lo riviviamo da un punto di vista, come potrei dire, più nazionale con i servizi di ACI Sport. Andiamo pure, procediamo. Quello che si era manifestato agli occhi dei tanti appassionati ed estimatori della targa Florio, ovvero uno spettacolo unico nel suo genere, una vera festa dello sport, purtroppo si è trasformata in una tragedia che ha spazzato via ogni minima possibilità di festa, gettando nello sconforto più assoluto parenti ed amici, ma anche tutti gli addetti ai lavori, nonché le istituzioni dello sport e dell'auto. E infatti è accaduto l'irreparabile sotto forma di incidente che ha coinvolto un equipaggio in gara. La Mini Cooper numero 29, con alla guida il siciliano Mauro Amendolia, era partita nella speciale Piano Battaglia 1 con al fianco la figlia Gemma. Purtroppo a metà prova, per cause ancora in corso di accertamento, la Mini Cooper usciva di strada quasi in un rettilineo, trascinando nel suo folle destino anche un commissario di percorso, uno dei tantissimi impiegati in un rally così importante. Il risultato era drammatico, perdeva la vita sia il commissario Giuseppe Laganà che Mauro Amendolia, con Gemma Amendolia che rimaneva ferita nel forte impatto. Incredibile destino, davvero beffardo. E dire che appunto tutto era stato approntato nel migliore dei modi per questa edizione numero 101 della classica siciliana, terzo atto del campionato italiano rally dopo l'apertura del Ciocco ed il successivo appuntamento del Sanremo. Sulle Madonie si doveva decidere se le 14 prove speciali in programma potevano risultare determinanti per un tentativo di fuga di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, possibile fuga giustificata da 3 vittorie parziali su 4 incassate nei primi 2 appuntamenti dell'anno. Certo, il pilota ufficiale Peugeot, molto a suo agio sull'asfalto siciliano, non a caso vincitore di ben 10 edizioni, il più titolato nella storia della targa, doveva guardarsi le spalle da avversari veri, considerato che Simone Campedelli e Umberto Scandola, in rigoroso ordine di classifica, avevano spesso ottenuto ottimi risultati e sfoderato maxi prestazioni sull'asfalto. Così un occhio alla classifica di campionato ed uno a quella prestigiosa di gara. Gli equipaggi più accreditati si preparavano al meglio, sapendo di non poter sbagliare nulla, in particolare quest'anno dove il livello di guida si è alzato ulteriormente, forse causando qualche rottura meccanica in più, oltre a qualche errore di guida, visti appunto i livelli elevatissimi di questo inizio di campionato. Dunque massima concentrazione viste le reali insidie dell'asfalto siciliano, massima concentrazione anche per il messinese Andrea Nuccita, atteso da una grande gara, consapevole che ormai le sue prestazioni sono molto spesso in linea con i big del campionato. L'ambiente, il clima è quello giusto del bello del rally, per cui
Bella gara, pubblico veramente appassionato, c'è un seguito eccezionale. Sì, siamo partiti molto bene quest'anno a Rally del Ciocco, poi purtroppo uno stop a Sanremo per un mio errore, ma adesso guardiamo avanti e siamo alla partenza della targa, che è sempre una grande emozione che si ripete tutti gli anni. La macchina c'è, le gomme Michelin anche, insomma, il pacchetto è vincente e competitivo. Non ci voleva il ritiro del ciocco della tappa 2, ma va bene, sono cose che ci stanno e adesso pensiamo a fare bene questa gara che è importante e poi insomma ci proiettiamo verso la terra, però è importantissimo fare bene qui la Targa Florio. No, sono veramente contento prima di tutto di esserci come ogni anno, perché la Targa Florio riesce a trasmettere delle emozioni che poche altre gare riescono a dare, quindi sono contento di esserci. Dunque notevole l'interesse per la vittoria assoluta, interesse rivolto anche ad altri importanti campionati tricolori. Infatti sulle Madonie ripartiva anche il tricolore junior e proprio un altro siciliano, Marco Pollara, doveva difendere il primato, visti i validissimi avversari presenti. Pollara si ritrovava in corsa anche nell'altro italiano, il due ruote motrici, dove in testa si presentava Kevin Gilardoni. Tanta altra incertezza nel tricolore R1, dove davanti risultava Stefano Martinelli, primo anche nel sempre affollato Suzuki Rally Trophy, insidiato molto da vicino da Emanuele Rosso, a sua volta primo nel Renault Twingo R1, e Alberto Paris, comunque non presenti perché gara di trofeo Twingo non in calendario. Infine, un po' meno complicata la situazione nel neonato italiano RGT, con l'iniziale dominio di Fabio Andolfi Junior, primo anche nel nuovissimo trofeo Abarth 124 Rally. Dai, per me è la gara di casa, spero di far bene, poi quando entro in prova e vedo migliaia di gente che mi incitano, certo, è una cosa bella che mi fa molto piacere. Io mi impegnerò al massimo e cercherò di non commettere errori per portare a casa un risultato miglior possibile. Ma sicuramente in tutte le gare bisogna andare forte se si vuole fare un bel risultato. C'è Canzian, c'è Pollara, ci sono un bel po' di junior che ci daranno battaglia, ma siamo qui per divertirci prima di tutto e per portare a casa un risultato importante. È un piacere essere al via, un'emozione ogni volta, pubblico della Targa Florio e la bellezza di queste prove. Stasera si inizia, pure è stata una giornata lunga con pochi eventi, poi da domani inizia il vero rally e sabato sera vogliamo arrivare contenti e con un bel risultato sull'arrivo a Palermo. Sì, è stato un bellissimo inizio di annata, primo a Ciocco e primo a Sanremo, per me è stato un gran successo. Ora siamo qua in Sicilia, che è un rally bellissimo, storico, ma difficilissimo nello stesso tempo. Strade che l'altro anno ci hanno creato un po' di problemini, quest'anno cerchiamo di difendere la prima posizione nel campionato. Sì, siamo appunto a casa di Totoriolo, quindi non sarà facile perché conoscerà molto bene sicuramente le strade, che sono a mio dire molto difficili, cioè sono veloci ma c'è questo asfalto così, cambi di asfalto scivoloso che magari poi un po' tiene, che mette un po' in difficoltà. Però ti dico, noi partiamo col nostro passo e vediamo come siamo messi, poi in base a quello vediamo se possiamo migliorare noi o lavorare anche sulla vettura sicuramente. Serata dedicata allo spettacolo non solo per la partenza sempre coinvolgente da Piazza Massimo a Palermo, ma anche perché si incominciava a fare sul serio, visto che il programma prevedeva subito in notturna la speciale spettacolo Città di Collesano. Atmosfera magica e primo acuto di Umberto Scandola, navigato da Guido D'Amore, in gara con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport. Il pilota veronese precedeva di 3 decimi Simone Campedelli, in coppia con Pietro Ometto, tornato alla guida della Ford Fiesta R5 dell'Orange One Racing dopo la disavventura sanremese. Per ritardano a destra 2+, subito a sinistra 3, 30, 6 a destra, chicane, occhio. Subito, no, sinistra 90, scivola largo. 30, stai centro, frenata, ghiaiano, scivola a sinistra, meno bivio. Per sinistra 2, bivio, frena. Subito uno stretto, destra 90. Per ritarda, sinistra 3 meno stretto, per destra 1 bivio, leva molto stretto. Subito destra 3+, 50, molto stretto, no, sinistra 90. Terzo tempo per il re della Targa Florio, Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, al volante della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia, che lasciava all'avversario 1 e 8.
Quarto classificato si ritrovava Andrea Nucita, alla sua destra Vozzo, che alla guida della Skoda Fabia R5 della DP Motorsport pagava 1,9 alla vetta della classifica. Esaurita la prova notturna, lo spettacolo si ripresentava il giorno successivo con le 7 prove speciali previste a partire da Gratteri, dove saliva in cattedra Paolo Andreucci, che rifilava a tutti pesanti ritardi, a partire dai secondi classificati a pari tempo Simone Campedelli e Umberto Scandola a 11 e 5. Nucita chiudeva in scia, mentre il quinto tempo era per Rusce Farnocchia con la Ford Fiesta R5 targata GB Motors. Degli altri, settimo Ivan Ferrarotti, alla sua destra Caputo, che invece in gara con la Ford Fiesta R5 della M-Sport Gima chiudeva con un ritardo di 29,1. Bravo Kevin Gilardoni in coppia con Bonato, che risultava primo fra le due ruote motrici e primo nel trofeo Renault Clio R3T in gara con la Renault Clio R3 della Gima Autosport. Dietro all'italo svizzero si piazzava il primo degli junior Marco Pollara, alle note Princiotto, che con la Peugeot 208 R2 di Peugeot Italia anticipava il 10° classificato Riccardo Canzian, navigato da Nobili, anche lui in corsa con una Renault Clio R3 della Gima Autosport. Degli altri, Totoriolo, in coppia con Rappa, vinceva la prova nel neonato tricolore RGT, ma anche nel trofeo Abarth 124 Rally con secondo Fabrizio Andolfi, alle note Mangiarotti, alla guida di analoga vettura. Nelle R1 la migliore prestazione era d'appannaggio di Andrea Tarantino, alla sua destra Fraschia, con una Suzuki Swift che dava 16,8 al veloce Lorenzo Coppe, alla sua destra Poloni, sempre su Suzuki Swift, e 25,4 al leader di campionato R1 Stefano Martinelli, in coppia con Brugiatti. La successiva speciale di Piano Battaglia 1 confermava la grande determinazione di Paolo Andreucci, che infatti la vinceva con 1,6 di vantaggio su Simone Campedelli e 2,8 su Umberto Scandola. 1 meno, Versi destra 2 più, intorno più 6 a destra, 30, sinistra 4 più, sinistra e dopo il muro, destra 4 dopo. Apre indosso, con sinistra 6 più 50, sinistra meno con tornantino destro, freno, con sinistra 2 più, e sinistra 7, sinistra 2 meno, fondo. Tutto faceva presupporre un ulteriore allungo del toscano di casa Peugeot, ma purtroppo la tragedia raccontata in apertura metteva fine a propositi di recupero piuttosto che ad allunghi decisivi per la vittoria finale. Così inevitabilmente, con il dolore nel cuore, la direzione gara decideva di interrompere la competizione e così il silenzio scendeva sulla targa numero 101. Nel fine settimana si è corso, o perlomeno avrebbe dovuto corrersi, la Targa Florio Historic Rally, terza prova del campionato italiano Rally Autostoriche. Si deve usare il condizionale per parlare dell'edizione 2017 della mitica gara siciliana, che purtroppo si è rivelata una sfortunata parentesi dell'automobilismo, segnata da un evento luttuoso che mai si vorrebbe accadesse ed eppure occupa un suo spazio delimitato dall'imponderabile e indesiderabile. In segno di lutto la gara sulle Madonie è stata fermata dopo le sole prime 2 prove speciali ed in quel momento Luchi, sempre affiancato da Fabrizia Pons e sempre sulla Lancia Delta integrale, era al comando della classifica assoluta, avendo fatto segnare il miglior tempo nella prova spettacolo di Città di Collesano, disputata in notturna, ed anche nella seconda PS della prima tappa. I 13,40 km della prova di Gratteri hanno detto che Luchi sulle strade siciliane non avrebbe avuto tanti avversari in grado di impensierirlo. Marco Superti, il giovane bresciano che si è presentato alla targa ma con la Porsche 911 SC, che poco avrebbe potuto contro la Delta del Vicentino, ma avrebbe permesso a lui e al navigatore Giacomo Giannone di portare a casa punti pesanti per la corsa al trofeo conduttori e per il terzo raggruppamento, del quale punta alla vittoria tricolore. Dopo le prime ed uniche prove della Targa, Superti occupava la seconda piazza assoluta, ma era il leader del terzo raggruppamento, conducendo su Gandolfo Placa e Mario Alessi, ottimi interpreti della Opel Ascona. Ma come Luchi, anche il giovane Superti deve rimandare le velleità alla prossima prova del Rally Campagnolo.
E lo stesso deve fare il siciliano Marco Savioli, l'esperto palermitano, che dopo essere stato grande protagonista del CIR, avendo vinto il titolo tricolore nel lontano 2010, da qualche anno è passato, assieme al navigatore Alessandro Failla, alla rincorsa al titolo del primo raggruppamento. L'esperto driver del team Bassano, sceso dalla Porsche 911 RSR Savioli, è salito sulla BMW 2002 Ti, dominando alle Vallate Aretine e sfiorando la vittoria al Sanremo, persa per una inaspettata rottura della vettura. Alla targa il siciliano si sarebbe accontentato anche della seconda piazza alle spalle del veloce pilota locale Pierluigi Fullone, navigato da Rosario Altopiano sulla BMW 2002 Ti, che al momento dello stop era al comando del primo raggruppamento. È un Raffaele Picciurro che avrebbe potuto segnare una bella affermazione nel secondo raggruppamento alla targa Historic. In coppia con Vincenzo Picciurro, il siciliano della Highland Motorsport conduceva il secondo raggruppamento a bordo della Porsche 911 RSR Gruppo 4, davanti a Ruggero Nicolosi e Gaetano Spotopuleo con la Alfa Romeo 1750 GTAM. Sul rally della targa Historic anche i veronesi Nicola Patuzzo e Alberto Martini riponevano le speranze per poter fare chilometri, quindi sviluppare la Toyota Celica GT 2000 Gruppo A, con la quale puntavano a incamerare ulteriori punti per incrementare le posizioni in classifica. E così, purtroppo, il campionato italiano rally auto storiche ha classifiche ferme dopo aver disputato 2 gare. 2 gare vinte dall'inossidabile fuoriclasse vicentino, dominate, assieme alla navigatrice torinese Fabrizia Pons, con cui divide affermazioni e abitacolo della Lancia Delta integrale 16 valvole nei colori della Rally Club Team. Alberto Salvini, il senese che corre in coppia con Davide Tagliaferri, è il segno della continuità, della grinta, della competitività con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 che, spinta al limite, ha denotato problemi di frenata sufficienti a tenerlo lontano quel tanto che basta per essere solo ottimo secondo assoluto e vincente nel secondo raggruppamento nella gara di casa, alle Vallate Aretine. Al Sanremo invece il toscano della Piacenza Corse non ha trovato il ritmo giusto per tentare di contrastare il passo vincente di Luchi, ma ha comunque messo in carniere punti per mantenersi ben salda la seconda piazza nella serie e la leadership nel secondo raggruppamento. Al Rally Sanremo si è segnalato il campione italiano ed europeo Lucio Dazzanche con un'altra Porsche 911 RSR Gruppo 4 nei colori della scuderia Rododendri Historic Rally, sulla quale è affiancato dalla debuttante compagna Egle Vezzoli. I valtellinesi hanno dimostrato tutto il loro potenziale e il feeling con le strade sanremesi, andando al comando nelle prime battute della gara, subendo il sorpasso di Luchi, rallentato dall'errata regolazione dei fari nella sezione notturna e la rottura del tergicristallo quando pioveva a dirotto nella seconda tappa savonese. Nella gara ligure, Dazzanche ha segnato i primi punti dell'italiano, occupando una posizione centrale della classifica, dote che pare destinata a non crescere perlomeno a breve termine, considerato che alle presenze nelle gare del tricolore alterna le presenze nelle prove per l'europeo. Al terzo posto della serie nazionale potrebbe esserci il genovese Maurizio Rossi, debuttante con la Lancia Delta integrale all'Aretine e poi ritirato in seguito ad una foratura al Sanremo. Il ligure, che ha ritrovato la Lancia Delta integrale Gruppo A con la quale negli anni 90 si imponeva nel campionato italiano rally e che oggi corre con il figlio d'arte Riccardo Imerito, è invece ancora fuori dal top 10 del trofeo nazionale conduttori. Come anche il piacentino Elia Bossalini, messosi in evidenza nel 2016 con la vittoria a sorpresa nell'unica gara che ha disputato al Rally Circuito di Cremona, l'emiliano, navigato dal siciliano Francesco Granata, non ha preso punti alle Vallate Aretine, ma al Sanremo è terzo con la Porsche 911 SC RS Gruppo B, che sarebbe stata anche una seconda piazza se non fosse stato rallentato da un improvviso quanto momentaneo bloccaggio del cambio in terza marcia, segni che lasciano credere che possa essere ancora il pilota in grado di battagliare alla pari con Luchi. Forte della tenacia e della convinzione nel proseguire lo sviluppo della Toyota Celica ST185, il veronese Nicola Patuzzo, che con una serie di ottimi piazzamenti a ridosso del podio è attualmente terzo dell'assoluta nazionale in coppia con Alberto Martini.
La coppia scaligera divide la posizione nella graduatoria del trofeo nazionale con i comaschi Enrico Volpato ed Emanuele Sordelli, spettacolari primi attori anche del terzo raggruppamento con la Ford Escort RSM2 Gruppo 4. La sfida più improba e al contempo più affascinante è quella dei friulani Maurizio Finati e Martina Condotto, che con la Fiat 124 Abarth stanno battagliando a testa alta e sono quinti della classifica generale e leader di classe del secondo raggruppamento. Mancano 6 round al termine, la prossima gara è l'imminente Rally Campagnolo, gara difficile, gara individuata dai piloti che vogliono lanciarsi nella corsa ai titoli. Iniziata alla grande vincendo il primo raggruppamento all'Aretine, proseguita in testa nella prima tappa al Sanremo, la stagione dei palermitani sulla BMW 2002 Ti Marco Savioli e Alessandro Failla, già campioni italiani assoluti, è sfida aperta con i lombardi Marco Dell'Acqua e Paganoni Emanuele, che con la Porsche 911S sono ottimi piazzati in Toscana e vincenti in Liguria. Sono anche vincenti di classe e ottimamente piazzati nell'assoluta i bresciani Massimo Giuliani e Claudia Sora, che con la Lancia Fulvia HF sono al vertice delle classifiche. Si è svolta dal 24 al 26 marzo la rievocazione del Gran Premio del Mugello, gara valida come quarta prova del campionato italiano regolarità autostoriche. La manifestazione, curata dalla scuderia Clemente Biondetti ed inserita per la prima volta nella massima serie nazionale, non ha deluso le aspettative. Quartier generale dell'evento, l'Autodromo Internazionale del Mugello, sede di partenza ed arrivo delle verifiche ante-gara e delle premiazioni finali. Lungo il percorso di 200 km che ripercorreva tratti della storica corsa organizzata dal 1914 al 1970, sono state distribuite le 81 prove cronometrate che i concorrenti hanno affrontato nei 2 giorni di gara. Sabato pomeriggio, al via della gara fiorentina del Cireas, si sono presentati 55 equipaggi con ben 16 scuderie rappresentate. Al termine della 2 giorni mugellana, nuova affermazione dell'equipaggio del Classic Team, composto da Pierluigi Fortin e Laura Pilet, a bordo di una Fiat 600 del 1957. Al secondo posto, staccato di 55 penalità, Maurizio Aiolfi, che in coppia con Samantha Zambianchi su auto bianchi A112 Abarth del 1980, ha preceduto di soli 6 centesimi il compagno di squadra Mario Passanante, navigato da Eliana Buccioni su auto bianchi A112 Elegant del 1977. Tra le scuderie, successo del Classic Team Eberhard, che centra la quarta vittoria su 4 gare disputate. Al secondo posto i campioni italiani in carica della scuderia Franciacorta Motori, che precedono la bolognese scuderia Nettuno. Tutto positivo, questa gara in particolare è stata divertentissima, molto selettiva, un'ospitalità ottima. Ci siamo divertiti veramente tanto. Mi auguro che anche per l'anno prossimo riescano ad ottenere questo traguardo e l'entusiasmo che ho visto è da poche gare. Nella classifica Top Car, che tiene conto dell'anzianità della vettura, spiccano Fabio Loporfido ed Alessandro Moretti su Fiat Balilla Coupé del 1934. Precedono Fortin Pilet e Salviato Moglia, che salgono sul gradino più basso del podio a bordo della loro Lancia Aprilia del 1939. Animate anche le sfide per aggiudicarsi il primato nel proprio raggruppamento. Ma sono soddisfatto innanzitutto di come è andata oggi. Partenza in salita ieri, giustificata un attimino dalla difficoltà della gara. Oggi invece è andato tutto per il verso giusto, affidabilità della macchina, prestazione nostra, per cui siamo contenti di aver portato la vittoria nella Top Car a casa e aver contribuito per l'ennesima volta alla vittoria della scuderia. Fabio Loporfido conquista il primo raggruppamento monopolizzato dagli equipaggi del Classic Team, mentre Fortin, oltre alla vittoria assoluta, primeggia nel raggruppamento 2. Antonino Margiotta, portacolori del club Volvo, ha portato la propria Volvo Amazon P120 del 1958 al primo posto nel terzo raggruppamento.
La scuderia Nettuno di Bologna vede 2 equipaggi anche sul podio del quarto raggruppamento, con Marcello Gibertini in coppia con Luisa Sighinolfi, che conquistano la prima piazza con la loro Porsche 356 del 1964. In una gara difficile torna al successo nel proprio raggruppamento Massimo Bilancieri, navigato da Marisa Simeoni su Alfa Romeo 1750 GTV del 1968. L'equipaggio siciliano formato da Salvatore Cusumano e Alberto Carrotta su Autobianchi A112 Abarth del 1973 si aggiudica il raggruppamento 6, mentre Maurizio Aiolfi conquista il combattutissimo 7° raggruppamento al volante di una Autobianchi A112 Abarth del 1980. L'equipaggio di casa, formato da Paolo Cadoni e Simona Capocchi, vince il raggruppamento 8 con la Autobianchi A112 del 1982. Va in archivio quindi la prima edizione con validità tricolore della rievocazione storica del Gran Premio del Mugello, molto apprezzata dai concorrenti che hanno potuto darsi battaglia in una gara molto tecnica che ha premiato gli equipaggi più completi, valorizzando non solo il passaggio sul pressostato ma anche le doti di navigazione dei copiloti. Piena soddisfazione da parte del presidente della scuderia organizzatrice Gino Taddei. La gara ha avuto successo, lo dico senza fare misteri. Nessuna prova cronometrata è stata annullata e il prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio. Siamo addirittura d'arrivo, termina qui l'8ª puntata di Toscana TV Motori, l'appuntamento è per la prossima 9ª puntata che sarà particolarmente interessante, trainata doverosamente dai servizi del Rally dell'Elba VRC, evento come sappiamo molto atteso, quindi avremo molti riflessi filmati, servizi dedicati e quant'altro, come si usa a dire. Naturalmente il Rally dell'Elba trainerà, per così dire, altri eventi, altri servizi, altri spazi dedicati a degli ospiti. Insomma, sarà una puntata molto intensa. Per ora è tutto, alla prossima settimana. Buonasera.